scuole e offerte didattiche e formative, Open Day all'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Enrico Fermi di Agrigento. Quest'anno abbiamo organizzato un Open Day che è stato distribuito su 2 domeniche, il giorno 20 e il 27. A parte queste 2 domeniche abbiamo dato l'opportunità anche alle scuole del primo ciclo di poter venire a visitare il nostro istituto. Li facciamo girare all'interno dei nostri laboratori, facciamo conoscere loro la nostra offerta formativa, perché ritengo che effettivamente più che delle parole quello che contano sono i fatti. E noi abbiamo 8 indirizzi attivi, abbiamo dei laboratori attrezzati per ogni indirizzo e quindi dare loro la possibilità di vedere sul campo quali sono le attività e tutto quello che viene realizzato all'interno del nostro istituto è per loro di fondamentale importanza, tenuto conto che è unità particolare e le scelte effettivamente per loro sono abbastanza difficili. Quindi in questo modo hanno la possibilità di verificare quali sono tutte le attrezzature che noi abbiamo a disposizione e qual è l'offerta formativa del nostro istituto. Noi abbiamo la bellezza di 8 laboratori, soprattutto sia in questo istituto che è quello la sede centrale, ma abbiamo anche laboratori nelle altre 2 sedi di Favara e Racalmuto. I nostri laboratori sono soprattutto quelli del laboratorio degli odontotecnici, il laboratorio di meccanica e meccatronica, un laboratorio di chimica, quello dei servizi sociali, un laboratorio di elettronica ed elettrotecnica e poi abbiamo anche le aule di informatica che sono all'avanguardia e tutti gli altri laboratori che sono annessi alle attività che andiamo a svolgere, attività che poi i ragazzi sperimentano nel campo anche grazie all'alternanza scuola-lavoro, un'altra chicca del nostro istituto, perché adesso ad esempio alcuni ragazzi partono per Barcellona per poter vedere anche al di fuori dall'Italia quali sono le attività lavorative che possono andare a svolgere. Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi evidentemente sono notevoli, perché i ragazzi possono inserirsi all'interno non soltanto delle industrie private ma anche a livello del settore pubblico, così come possono avere la possibilità anche di intraprendere gli studi universitari in ingegneria, anche nei servizi sociali, visto che il polo universitario stanno creando questo nuovo indirizzo e possono all'Enel, noi abbiamo tantissimi ragazzi che si sono inseriti all'Enel e ci sono tantissime aziende che ci chiedono costantemente i nomi dei nostri ragazzi per poterle inserire nelle proprie aziende.